Niente elezioni europee per Giuseppe Lumia, il PD non lo candiderà. Questo esce fuori dalle stanze dei bottoni dei democratici e con il crisma della certezza. E la decisione era apparsa già inevitabile in occasione della relazione del segretario regionale Fausto Raciti, una scelta che oggi trova ulteriori conferme nell'ambiente dei democratici siciliani e che trova il suo fondamento nello statuto del PD, no a chi ha già sulle spalle almeno 3 mandati, nessuna deroga stavolta. La corsa di Lumia avrebbe comportato anche altro genere di problemi interni al partito, ad esempio una questione di posti, di equilibri geografici, di correnti e di genere. In pratica i posti in lista sono 8, 2 andranno a candidati sardi, un uomo, quasi certamente l'ex presidente della regione Renato Soru, e una donna. Gli altri 6 andranno ai siciliani e dovrebbero essere 4 uomini e 2 donne, uno dei 4 uomini sarà Antonello Cracolici per l'area Cuperlo, un altro l'ex segretario Giuseppe Lupo, un suo candidato per area Dem, e il terzo è Marco Zambuto per i renziani. Resta un solo posto e Lumia sarebbe il terzo candidato su 4 targato Palermo, una scelta che avrebbe suscitato qualche mugugno. Non solo, Lumia, che al congresso nazionale sostenne Matteo Renzi, verrebbe computato come secondo candidato della corrente guidata da Davide Faraone e anche questo potrebbe dare qualche problema di equilibri interni. Qualche segnale di mal di pancia verso i nuovi azionisti di maggioranza del partito in Sicilia c'è già stato. La scelta di Marco Zambuto per la presidenza dell'assemblea del partito, ad esempio, ha spiazzato qualcuno, vista anche la storia politicamente variopinta del sindaco di Agrigento, che è approdato al PD solo da qualche mese dopo aver militato in altri partiti e essersi mosso quasi sempre nel campo politico del centrodestra. Non tutti l'hanno preso bene. Se sei un politico che cambi casacca, se non hai ideali, vieni nel PD, avrai un incarico importante, ha scritto ieri a caldo su Twitter senza fare nomi il lettiano Pino Apprendi. È bastata l'indiscrezione su una possibile candidatura alle europee e contro il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, è partito l'attacco concentrico delle opposizioni. Tutti a invocare le sue dimissioni, a cominciare dal club Forza Silvio Valle dei Templi con il presidente Franco Bruccoleri, mentre il sindaco è totalmente concentrato sulla sua situazione politica personale, cercando di assicurarsi il futuro con la candidatura alle europee e la già ottenuta presidenza dell'Assemblea regionale del PD. La città è abbandonata a se stessa, sottolinea. Regna il caos senza il timoniere a bordo. Bruccoleri porta ad esempio il caos provocato dal traffico bloccato al Viale Emporium. Si può continuare a prendere decisioni senza tenere conto delle ripercussioni di tali provvedimenti, si chiede, ed anche il gruppo MPA Palazzo dei Giganti, con in testa il presidente dell'Aula Aurelio Trupia, si scaglia contro Zambuto. Se il tempo e le energie utilizzate per puntare e conquistare le poltrone la investisse al servizio della città, Agrigento, si legge in una nota sottoscritta anche dal capogruppo Vassallo e dai consiglieri Picone e Mandracchia, ne trarrebbe sicuro giovamento. E invece è abbandonata al suo triste destino. E accusano Zambuto di parlare con il premier Renzi non per soffermarsi sulla questione Agrigento, per discutere di progetti, di finanziamenti, ma della candidatura alle europee. Anche l'MPA chiede le dimissioni di Zambuto, non provochi altri ulteriori danni alla città, si faccia da parte, conclude la nota, il gruppo autonomista. Intanto muta la geografia politica all'interno di Sala Sollano con l'adesione di ben 5 consiglieri comunali a Forza Italia e in particolare alle posizioni del deputato Riccardo Gallo. Un fatto che potrebbe avere ripercussioni nella tenuta dell'amministrazione Zambuto.